giorno 77. Come si suol dire, dopo la tempesta c'è sempre il sereno, ed è infatti dopo una delle notti più brutte che abbiamo passato insieme negli ultimi 20 giorni che raggiungiamo finalmente la grande città. Arriviamo a Tolosa. E sebbene siano ancora le 10 del mattino mentre la attraversiamo, decidiamo di proseguire dritti fino alla stanza che abbiamo prenotato per le prossime 3 notti. Siamo veramente stanchissimi, vogliamo solo appoggiare le cose e stenderci un momentino. Arrivati in appartamento però troviamo subito una sorpresa. Il proprietario ha accolto la mia richiesta e mi ha messo a disposizione un rasoio elettrico per tagliarmi i capelli. È da quando ho lasciato Torino che mi continuavano a crescere e non vedevo l'ora di raparmi di nuovo. E mentre io divento un po' più vichingo, Marta gioisce ricordandosi un po' che cosa sia la civiltà. Buon appetito!